questo ospedale sono io il direttore sanitario e comando io. Ho capito. Volete che lo distrugga con il mio corpo? Brava. Non è possibile, mi dispiace. Devo prima conquistare Gargiulo. Lo so, mi ha lasciata, me lo sento. E è festeggiata. No, signora Elvira, non scherzi, ho bisogno di essere consolata. Adesso! Todisca! Amore, sei tornato. Signorina, scusi, io farò di tutto per far sì che in questo ospedale regni la serenità e il buon umore. Sarà un privilegio per me far parte della squadra. Noi, in questo ospedale, non abbiamo bisogno di zavorre. E mi riferisco anche a lei, Giuseppe. Io temo che il mio assistente, il dottor Merolla, voglia farmi fuori. Vuole uccidervi, vuole! Beh, male non sarebbe. Non scherzate, vuole prendere il mio posto. Io credevo che mi avesse lasciata, invece il mio micio Miau si era addormentato nel ripostiglio dopo un festino e non lo trovavo. Ma come chiuso il gatto in due ripostiglio? Ma micio Miau è il mio fidanzato. Ma che sto veramente scemo? Se mi sa fare con un gatto. Signora Di Biase, Sì, dica. sono il dottor Merolla, il nuovo assistente del direttore sanitario. Piacere. Che cosa sta facendo alla bacheca? Mi trucco. La signora Elvira ha fatto montare anche una luce alla bacheca. Così mentre guardo i turni mi do un ritocco. Ma lei lo sa che questo trucco e questo suo abbigliamento sono fuori norma per un ospedale? Lei trova? Le farò rapporto immediatamente. Ma allora è vero. Non funzionano più. Tranquilla, le mie non hanno mai funzionato. Sì, momento. Aspettate. Ecco qua, grazie. Chi è? Sì. Aspettate. Un momento! Il Giangiovè! Abbiate mandato! Aspettate, un attimo un po' che silenzio, vediamo se la situazione... La carità migliora, sono peggio dei miei. Allora, guardate già il resto, che volete? Signori, per favore, un poco di calma, così non mi innervosisco. Sapete che c'è di nuovo? Andatevene, è chiuso, avanti. Mamma, ma io sto a me, Elvira, va a mettere a guardare stu bancariello. Viso! Mamma mia, chi è? Come chi è? Sono io, Vicillo. Ah, meno male, nessuno di importante. Grazie. Prego. Scusate, ma non avete letto la bacheca? La bacheca. A quest'ora dovete essere di turno al reparto. Che ci fate ancora qua? E quindi? E quindi niente. Mi aspetto vicino a voi. Mi posso fare un po' di compagnia? Grazie, amicillo. Ci volessimo pigliare una cosa al bar? Ah sì, ma vediamoci una cosa un bar. Bell'aperitivo? Bell'aperitivo, bravo. Sì. Amicillo, analcolico però, perché la roba sta a me turno. Sì, signor. La signora è solo un po' appariscente, poi non è colpa sua, è stata la natura. Sì, la natura. Ah, la smetta di provocare, come non attacca. Io non sono come lei, Gargiulo, io sono di più, molto di più. Io a 9 anni ero già al liceo. E lei dove era a 9 anni, eh? Ci pensi? Rifletta. Finalmente. Quell'uomo mi fa paura. Dottor Gargiulo, lei deve aver paura. Si fidi di me. Si fidi di noi. Quello ha lo sguardo satanico. Ah, io lo amo. Qua bisogna pensare a un piano. Un piano. Diabolico. Diabolico.
Satanico uguale diabolico. Ah, bello, mi piace. Ate che capputtune e non solo in capo come abbiamo fatto fino adesso, bisogna chiamare rinforzi esterni. I carabinieri. No, non pronunciare più questa parola qua dentro. I binieri qua dentro non devono mai arrivare, sennò fanno in me fa. Come non detto, e allora? E allora bisogna farlo sparire. Nell'acido? Sì, nell'acido. Nel pozzo? Nel pilastro? E fannuta? Per ora. Ho un'idea. Qua bisogna far partire una telefonata. Vado. Questo amore appena nato È già finito. Che cosa state facendo qua dentro? Che cosa ci fanno questi due qua dentro? si amano. Ha detto bene, Geppi, ci amiamo. E vorrà dire che da oggi in poi vi amerete solo fuori dall'ospedale. La stessa cosa che ha detto Gargiulo. In questo ospedale non c'è posto per l'amore. Dottoressa De Stefano, vada a fare il suo dovere. Sì. No, io lo amo proprio. Avete capito che ha fatto il dottor Merolla? Ha fatto misurare a Todisco la pressione dalla specializzante. Quella se l'è sempre misurata da sola. Brava! Ma che necessità c'era di far stufare? Eh. Comunque, veniamo a noi. Avete capito che dovete fare? Sì, Oh. sì, devo mettere in moto tutte le mie conoscenze a nord per cacciare il nemico. Brava! Una sola piccola domanda, Elvira, così. Ma chi è il nemico? Come chi è il nemico? Merolla! Ah, Merol! E chi è Merol? Mamma mia, mi fate casito mio, ma non necessariamente comporta casito pure un sallanuto. Nella maggior parte dei casi è così, nel mio no. Perché da quando siete tornata dalla terapia antirabbia? Bravo, lo sapete pure Sono voi. stata dicendo da quando siete tornata, una capa tanta. Volevo vedere se eravate distratta o attenta mentre io parlo, Va bene così. Va bene Benamma così. stu capo in terra. Che bella espressione, Elvira, avete usato Manammo Carpenter. Ma da dove arriverà questo capo per essere buttato a terra? Mamma mia, Dal scassa mare, come tutta una- cosa! Non dovete fare così, perché sennò Merolla vi manda pure voi a fare la terapia antirabbica. Quindi avete ricordato chi è Merolla? Merolla, e chi è? Oh. Ma ha già lanciato una bomba! Mi avvisate prima di farlo? Madonna mia. Geppino, fammi sto un momento, numero. dottore, allora, 02. Mamma mia, ma perché non smettono di fare lenta? Perché ne guadagni in bellezza. Che se ne fa la bollezza sincera? Ma mi vedono gli altri, va bene? Scusate, però c'è sempre. Almeno quello. Pronto? Là, Guglielmo. Sulla Dora, come va? Sì, oddio, sai, ho avuto un piccolo problemino, cosa? Mi hanno sottoposto a una terapia. Mamma mia, no, Vabbè, te lo spiego mannaggia. un'altra volta, adesso avrei bisogno di un piacerino, una piccola cosa. Mi dovresti liberare, sai, da una persona. Poi, ma sta troppo vieni da sto ospedale, ma corretta, arreggio da freddi. Ma come faccio a dire a questo che mi deve liberare da Minguccio? Chi è Minguccio? Suo nonno. Il mio nonno è morto una vita. Complimenti al nonno, glielo dica. Gli faccia i complimenti da parte mia. Sì, glielo dirà appena un contro nonno. La voce di lui è datore. E adesso lasciatemi solo con Elvira. Non con me. Ti chiami Elvira tu? Tu sei Giuseppe. Quanto mi piace. Una mamma, c'è P. Sì. Allora io vado, eh? Vada, Giuseppe. Sì. Vattene, Geppi. Sì, andiamo. Elvira, ma la facciamo dopo allora quella telefonata contro il nemico che dovevamo fare? Geppino, tu come bastone per la vecchiaia sei una vera schifezza. Dottore, sto cagna, non c'è. Quindi non avete fatto sesso? Ma qua sei... Meno male. Ma poco è successo? Ehi, tempo belli una volta. No, Merolla mi ha chiamato perché vuole fare fuori Gargiulo, mi ha offerto dei soldi. E voi? Io sono indecisa. Io sono per Merolla, eh? Ti pareva? No, io sono per Gargiulo. È partito male, però passata si è, come dire, aggiustato. Ci fa saltare qualche turno, si va a pigliare l'acqua fredda, lo frigorifero, l'obitorio, gioco flipper. Ha fatto persino il regalo a Todisco per l'anniversario del ricovero. Poi è venuto con me a un concerto di Gigi D'Alessio. Vuoi a Gargiulo? Lo so, di nascosto di voi. Lo vedete? Gargiulo fa le cose di nascosto a voi. Merolla no. Mi sto zitti, eh?
Comunque, i soldi decideranno per me. Allora l'ho stretto forte tra le mie braccia. Ma che bello, e allora? Allora ho appoggiato il capo sopra i miei cuscini. Che bello, allora? Allora che? Era pesante, è caduto come un sacco di patata in terra. No, dicevo, e poi? E poi l'ho portato nella stanza di riposo. E lì? E lì l'ho steso sul letto, mi sono slacciata il camice, l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto facci man press. Perché dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 sono in pediatria, dalle 12 alle 13 in otorinolaringoiatria. E poi la gesumbata in gola. E lui? E lui si è messo talmente paura che se ne è fuiuto. Adesso datemi una mano a cercarlo, Sì, dottoressa. sì. Lo so che l'offerta a Giovanni Felice è riservata ai clienti e io non sono un cliente. Però almeno io mi sentivo solo. Ah, vabbè, allora sento la musica della segreteria un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno. Ma che sto chi è? Cercasi uomo alto, bello, ricco, moro, ben dotato. Già, se poi esisteva un uomo così glielo lasciavo a lei. Pardon, a lui. Geppino? Giuseppe, prego. Sì, Giuseppe ha visto Serena? No. Meno male. E la signora Elvira dov'è? Non lo so, è andata a fare un servizio urgente. Ma non mi chiedete né dove, né come, né quando, e né fino a che ora si tratterà perché non posso. È in ballo la mia eredità. Ho saputo che il dottor Merolla le ha offerto dei soldi per farmi fuori. E chi ve l'ha detto? Voci. Voci di chi? Voci ospedaliere. Ve l'ha detto il vostro compagno di concerto, il dottor Micilla, è vero? Non importa. Allora, chi ha deciso? Non so. Comunque qualsiasi cosa deciderà sarà non revuota. Revuota. E che vuol dire? Signori, questa sera si deciderà la sorte dei ragazzi. Chi uscirà dalla casa Merolla o Gargiulo? Ma lo saprete solo dopo la pubblicità. Grazie. Ma lei è pazzo. Sì, ho sbagliato, mi devo migliorare. Sembravo Barbara D'Urso prima maniera. Ragazzi. Cercasi uomo bello, giovane e ben dotato. E che stiavi sono, ma non stavi solo. L'ho visto che si stava organizzando con Micillo per andare a vedere il concerto di Gigione a Sessaurunca. Gigione a Sessaurunca? Dove li trovo i biglietti? Ma che sto vero fa? È una mia debolezza. Ma veramente anche io qualche volta... Ma se mi trovo da quelle parti, mica ci vado apposta. Ma voi non eravate di Posillipo? È una mia debolezza. No, per carità, io preferisco Alberto Selli. O ballerò cavallo e facile non sfa. È una mia debolezza. Pure tu che la debolezza. Pigliate un ricostituente. Insomma, la monetina ha deciso per me. Dobbiamo fare fuori Merolla. No! Merolla, sei stato nominato! Io ci sto. Pure io. Io parlo per me e per Micio Miao, che adesso è in bagno a smaltire il festino di ieri. Anche noi. Ok, ci sto pure io, ma sappiate che io a Merolla lo amerò per sempre. Dopotutto, domani è un altro giorno. Ma che c'ha zecco via col vento, no? Già, ne siamo più le Charlie's Angels. Sì. E poi che sa fa, Bosley? Ma quando mi passa? Quando mi passa? Geppino, ma quei due stanno aspettando a Elvira per la sentenza. Bravo. Ui, pure sto qua per quello. E udite, questi lenti ci vedono una bellezza. Sono quelle di Todisco. Tu hai capito? Io le ho sempre avute qua, non mi sono mai accorta. Ma che avete fatto, dottoressa? Vi siete rubati gli occhiali di Todisco? Ma state facendo la collezione? Geppi, Todisco è stato dimesso e le ha lasciate qua. Ma poi un'altra cosa, dottoressa. Riguardo al fatto del concerto di Gigione? Gigione può aspettare, questo è più importante. Anzi, a poco, secondo me, vede arrivare anche a Micillo, perché chi le sente adoro non giuce. Però sono elettrizzata perché mi pare di stare dentro a quelle trasmissioni con il pubblico in sala. È vero, avete ragione. La versione ospedaliera del Grande Fratello, solo che Gargiulo e Merollo non lo sanno. A poco parte pure televota.
me ne ha migrato io? Ma che sap? Dottoressa De Stefano, ma Geppino dice che il dottore La Merolla è bella assai. Io tengo in lente, un po' imbrugliamo, è vero sto fatto? Sì, è bello. Ma no, come mi ciao miau. Ma non ci faccio più la sacca sotto. Ma chi è qua stotto? E chi è? Chi è? Sono Elvira. E che ci fa il suo tabarelletto disco? Sto giocando a nascondino. No, Elvira, non si fa così. Bisogna avvisare gli avversari quando inizi il gioco, sennò quelli non vi trovano. Ha ragione la dottoressa Visone, è la regola. Ah, state zitta! Ah, sto qua sotto perché non mi voglio far trovare da quei due. E perché? E perché nonostante i soldi avuti e la monetina, non ha ancora deciso chi cacciare dei due. Fa ancora, ho detto lasciatemi, ho bisogno di tempo per pensare. I soldi questa volta non sono importanti, ho bisogno di Mamma mia, che confusione! Mi avete rovinato l'attimo. Uè, lasciate sta signora Elvira che vi stendo tutti con un colpo solo. Ha! 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 Agare, ho visto 2 volte Kung Fu Panda. Ma che confusione! Smettete, non ho tempo da perdere. Allora, io ce l'ho Stavate litigando per il posto da direttore? Sì! No. Litigio inutile. L'ospedale era in deficit e l'ho acquistato io. Da domani diventerà un grandissimo centro commerciale. Buona giornata a tutti. La vedremo! Questo è solo l'inizio. Signora Elvira! Sono tornato!